Allora si dà la parola, diciamo, mi modererò. Sì, adesso ho finito, esatto, aspetta che arrivo subito, un attimo. Ok, prova. Allora, di cosa vi parlerò a chiusura di questa giornata? Vi parlerò, dirò, le risorse non sono infinite, ma non mi riferisco a tutte le risorse, evidentemente, le risorse energetiche tipo petrolio, gas e quant'altro, ma mi riferirò agli elementi chimici. Potrebbe essere acceso. Ok, vi riferirò agli elementi chimici. Gli elementi chimici che ho scritto un po' provocatoriamente in via di esame. Vediamo un po'. Allora, questo è il sommario di quello che brevemente dirò in questa relazione, quindi partirò dagli elementi chimici e il sistema periodico. Perché il sistema periodico? Perché il sistema periodico è iconico per i chimici, non vivono senza il sistema periodico, deriva di abbondanza di elementi, quanti ne abbiamo veramente di questi elementi, cui possiamo poi utilizzare, che sono poi i mattoncini con cui costruiamo tutto, noi stessi anche. E poi gli aspetti importanti, attuali, in particolare della localizzazione, dove stanno, la disponibilità se ce n'è, la geopolitica, e gli elementi critici per le nuove tecnologie, di cui si dibatte tanto anche sui giornali, se ci sono limiti a questo sviluppo, e poi vedremo se è possibile avere delle alternative o quali saranno, cioè, quale potrebbe essere il futuro di ciò. Quindi, come vi dicevo, la prima slide è riferita al sistema periodico, iconica come assolutamente, come tutti sanno, va detto tutti ugualmente, gli elementi chimici del sistema periodico di cui si è, diciamo, celebrato il 150° anno della presentazione da parte di Mendeleev nel 2019, mette in ordine gli elementi in funzione del numero atomico e facendo questo praticamente mette in evidenza anche la loro proprietà e la loro periodicità. Due aspetti volevo segnalare. Intanto vedete ci sono dei colori, no? Giallo, arancione e azzurro. Ci tengo a dire che la parte gialla sono i cosiddetti metalli, quindi l'80% degli elementi che trovate del sistema periodico sono metalli. I non metalli sono, a partire dal carbonio, quelli che vedete in azzurro, e gli altri sono quelli di borderline. Quanti sono gli elementi? Sono 118, partiamo dall'idrogeno che è il primo, e arriviamo all'oganesio, OG. E il 118 come numero atomico è stato trovato, è stato sintetizzato, chiamiamolo così, e nel 2015, dopo un piuttosto importante, però guardate, è un'emissione di millisecondi. Quindi siamo nella zona degli elementi di vita bassissimi, cioè non vuol dire che non possiamo trovare qualche altro elemento ulteriormente in laboratori specializzati, la citolina steffaria, che di vita estremamente breve. Quindi in realtà, anche se sono 118 gli elementi, in realtà quelli con cui abbiamo a che fare sono quelli stabili, quelli che hanno isotopi stabili, e ci fermiamo per questo praticamente al punto. Quindi siamo intorno, poi abbiamo alcuni tipo uranio, tipo torio, che hanno tempi di vita piuttosto lunghi, ma essenzialmente una novantina di elementi di un numero che piuttosto è. Questi elementi, diciamo, la tabella periodica che avete visto precedentemente, la classica tabella periodica, però proprio negli ultimi anni, vi faccio dire una cosa nota, è stata vista tante volte questa tabella, è la stessa tabella periodica che è stata messa a punto dalla IUPAC e c'è, diciamo, il paragone, come potete vedere, con la classica sistema periodico, dove, diciamo, le caselle che nella slide precedente erano tutte uguali, questa volta non sono più uguali, perché indicano l'abbondanza degli elementi. E non solo dicono abbondanza, ma hanno colori diversi, non distinguono più tra metalli e non metalli, come ho detto precedentemente, ma distinguono
col fatto che quanto ce n'è di questo elemento, quanto possiamo andare avanti con questo elemento, quali sono gli elementi che sono veramente a rischio. Gli elementi veramente a rischio sono quelli rossi, che vuol dire che con le attuali tecnologie, con i consumi attuali e quant'altro, entro termini brevi, se temo quanto brevi, termineranno, a meno che non troviamo nuove risorse. Poi ci sono i gialli che sono un po' a metà strada e i verdi vuol dire che abbiamo abbondanza, assolutamente abbondanza. Quindi sto parlando di abbondanza degli elementi, evidenziata dalla tabella della I. E qua ci sono due grafici, anche questo è piuttosto noto. Tanto sono due grafici che fanno dei paragoni. Uno è l'abbondanza a livello cosmico. La nostra Terra fa parte del cosmo, gli elementi che sono stati costruiti nelle informazioni stellari e abbiamo quindi, possiamo confrontare la percentuale, l'abbondanza di elementi che abbiamo nel cosmo rispetto a quelli che abbiamo sul nostro pianeta. Quanto osserviamo, ho messo, diciamo, quanto riguarda il grafico più a destra, intanto stavo verificando quella che vedete sulle ordinate. Se voi osservate, vedete un andamento, diciamo, decrescente, assolutamente a partire dai primi elementi verso gli ultimi. Osservate quello che ho scritto, che in massa, a parte che fatto un errore a scrivere, si vede chiaramente, l'idrogeno e l'elio in massa nell'universo è il 97,9%. Se parliamo di atomi è il 99,9%, se dato a scrivere, e questo vuol dire che solo tutti gli altri elementi rappresentano in atomi solo lo 0,1%. Passiamo adesso invece sul nostro pianeta. Anche qua noi possiamo osservare, in questo modello atomico, un andamento grosso modo decrescente. Però le cose cambiano, se vedete, perché mentre idrogeno e elio a livello cosmico sono quelli che sono sicuramente più abbondanti, non ritrovo la stessa situazione per quanto riguarda il nostro pianeta. Ma perché idrogeno e elio sono elementi leggeri, volatili, quindi sono stati persi, diciamo così, sono più trattenuti dalla gravità terrestre. E quindi succede che gli elementi più abbondanti sono quelli che sono segnati in più verdi, potete vedere, che ho riportato qui, che sono essenzialmente ossigeno, silicio, alluminio, ferro, calcio, magnetio, sodio, calcio. Ma in somma, guardate, è 98,5% della crosta terrestre. Quindi ci ritroviamo nuovamente che soltanto l'1,5% rappresenta tutti gli altri elementi, gli altri 500 elementi di cui ho parlato in precedenza. Allora, siamo sul nostro pianeta, vogliamo utilizzare questi elementi e vediamo innanzitutto in che forma si trovano. Alcuni si trovano nello stato elementare, no? Per esempio, l'oro. Io vi ho messo il cercatore del Klondike che col suo bravo setaccio cerca l'oro dove è possibile trovare. L'oro lo troviamo nello stato elementare. Gli elementi preziosi, tipo il platino, il palladio, il rodio, tutto gruppo di elementi molto rari, ma sono allo stato elementare. Hanno un altro problema, che è un problema di separazione, perché hanno anche proprietà molto simili, quindi la separazione di un elemento dall'altro risulta piuttosto complessa. Oppure troviamo una forma ossidata, se sono per esempio ioni metallici, e quindi li troviamo per esempio come ossidi, come solfuri. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi dovremmo poi fare un processo chimico per ottenere, per ridurre praticamente, far avvenire la riduzione e ottenere quindi l'elemento allo stato elementare. Vi faccio un esempio che conoscete tutti, il ferro, no? Il ferro non è che si trova come ossido di ferro, avvengono i processi di riduzione negli impianti siderurgici, da che poi noi otteniamo la ghisa e l'acciaio che contengono anche del carbonio insieme, ma comunque essenzialmente il processo di riduzione, oppure il rame che viene ottenuto dalla riduzione della calcopirite con sulfuro di ferro e rame. E lì, tanto per far vedere, per far vedere anche di fatta mentale, ci sono due fotografie di due miniere. Le ho messe perché sono anche lì abbastanza iconiche. Quella, la più in alto, la miniera di Strombile in Cile, è la più grande miniera di rame in Cile. E quella sotto, che vedete, è la più grande miniera di terre rare. Parleremo di terre rare, importantissime dal punto di vista delle nuove tecnologie. La seconda si trova nella Mongolia interna,
non è una miniera primaria di terre rare, è una miniera primaria di ferro, ma comunque contiene una quantità notevole di terre rare e per questo poi viene sfruttata in questa direzione. Quindi perché ho messo questa slide? Per mettere l'evidenza che noi i nostri elementi non li troviamo essenzialmente allo stato naturale, quindi dobbiamo quindi fare normalmente dei processi pirometallurgici o di altri tipi che ti possano poi avere l'elemento stesso. Allora, parliamo di localizzazione. Allora, vi ho parlato di abbondanza. Lasciamo stare l'abbondanza classica. Però c'è scritto abbondanza e disponibilità. Perché mica detto che abbondanza e disponibilità corrispondono alla stessa cosa. Per esempio, io ho fatto l'esempio del vanadio. Il vanadio è un elemento di transizione, è una ditta degli acciai, cose del genere, e la sua abbondanza è 136 parti per milione. Non è poco, assolutamente non è poco. Vedremo il rame, che noi abbiamo molto di rame, molto meno. Ma è disperso in 65 minerali. Questo vuol dire che, pur essendo relativamente abbondante, non tutte le fonti di vanadio possono essere sfruttate in maniera economica per ottenere quindi il vanadio stesso. Questa è una cosa. Poi lì c'è una mappa. Questa mappa, quali è da è un giornale che si interessa di geopolitica e ha trattato anche argomenti come quello dei materiali, quindi delle risorse rare. Voi osservate che quelli che vedete scritti sono i paesi che sono quelli produttori di minerali e minerali che poi possono portare a minerali e non produttori. Cosa vediamo qui? Vediamo che non è distribuito in maniera equa. Sicuramente c'è la Cina, vedremo spesso della Cina in questa relazione, vedremo la Russia sicuramente, parte dell'Africa, il Brasile, ma non si vede bene. Ma se voi osservate, gli Stati Uniti non è soltanto oscuro, è anche tratteggiato. Che cosa vuol dire? Che sono in realtà i maggiori consumatori, quindi non sempre il consumo coincide quindi con la produzione. E questo darà luogo a problemi non differenzi per quanto sono abbastanza attuali, perché sicuramente i giornali poi allora, cominciamo a parlare un po' di tecnologie e poi cosa sono gli elementi critici. Tanto quello è sotto telefonino. Telefonino, dovremmo dire che è un sistema periodico di elementi, più o meno un iPhone riceve circa 46 elementi, possiamo vedere, ma c'è di tutto, dal ferro, l'antimonio, al palladio, il zinco, manganese, valido, perché questo sistema periodico. Perché il telefonino, che noi tutti vediamo con il nostro telefonino in mano, è un bellissimo esempio di dematerializzazione. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo col fatto che un tempo avevamo il cronometro, la pila, la sveglia, la radio, non so quant'altro, adesso abbiamo in mano il nostro iPhone che ci fa tutto questo. Ma contemporaneamente per fare tutto questo necessita di qualche cosa. E di cosa necessita? Di quel numero molto elevato di elementi che vedremo non tutti saranno poi così disponibili. Credo che sia abbastanza, quindi dobbiamo dire che è dematerializzazione, ma contemporaneamente è intensificazione, perché utilizza tutti questi elementi per ottenere ciò che noi desideriamo. Guardate lì, cosa è successo negli ultimi 50, 70 anni, 50 anni? Che il numero di materiali che sono fatti da elementi che noi utilizziamo quotidianamente, se lo guardate, utilizzano determinati tipi di metalli elementi e vedete che erano praticamente la legna, il ferro, il rame, oro, argento, alcune materie plastiche, abbastanza limitate. Poi negli anni 90 cominciano a crescere, ma se arriviamo a oggi, avete visto, già basta il telefonino per indicare quanti di questi elementi noi utilizziamo, di cui quindi ne abbiamo bisogno. Siamo morti senza telefonino, questo è un attimo. Non abbiamo bisogno perché non abbiamo più telefonino. Riusciamo a non sempre abituati, no? Guardate, transizione energetica.
Vabbè, passiamo nel 1700 e qua siamo nel 2000. Nel 1700 avevamo i lineamenti, il d'acqua e quant'altro. Per cui, diciamo, i elementi che vengono utilizzati per la strumentazione per determinate tipi di energia, era carbonio, essenzialmente, poi calcio, nel senso carbonato di calcio, essenzialmente, poco altro. Andiamo avanti, nel 800 incomincia a vapore e comincia a aumentare il numero di elementi che vengono utilizzati e allora c'è radio, manganese, piombo, accanto al carbonio, al calcio, cioè arriviamo al 1800, vedete la prima macchina e guardate cosa succede con gli elementi che vengono utilizzati. E finalmente siamo ai giorni d'oggi, ai nostri giorni. Abbiamo una panella elettrica, abbiamo un pannello solare e abbiamo un sistema periodico di elementi praticamente necessari per poter, diciamo, utilizzare e fare queste cose fondamentali, perché ci insegniamo il discorso che c'è iniziato stamattina sul fatto che stiamo inquinando troppo, che dobbiamo passare da un sistema tecnologico all'attenzione che abbiamo un problema con le discipline. Volevo fare qualche esempio. I cellulari, che ci si deve parlare di cellulari. Allora, dismissione anche di cellulari in uso. Pare che danza del 2020, come diciamo il 2020, circa 130 milioni ogni anno vengono, diciamo, sostituiti. C'è il peso complessivo e guardate che cosa contengono questi 130 milioni di cellulari. 2100 tonnellate di rame, 47%, tonnellate di oro, palladio, platino, che se non vengono in qualche maniera recuperate sono materie perse, sono elementi persi assolutamente. Oppure guardiamo l'eolica. L'eolica ha il magnete che è a base di neodymium perloro, ma turbina non c'è soltanto il neodymium, c'è anche il neodymium, il fosforo, il terrio, praticamente una tonnellata di terra la turbina eolica. Quindi dobbiamo avere queste qualità. Stiamo utilizzando le batterie a litio, benissimo. Siamo contenti che ci sia le batterie a litio, però per una macchina che utilizza le batterie a litio, guardate, 8 kg di litio, 60 di alluminio, c'è la grafite, 30 kg di rame, c'è il cobalto, 30 kg di nickel, 24 kg di nickel. Ovviamente grandi quantità. E per fare riferimento al litio, di cui spesso si parla, guardate il grafico sottostante. E allora vedete che c'è la domanda escluso il sistema elettrico, che praticamente vedete che c'è una crescita molto delicata. D'altronde nel passato veniva utilizzato in medicina, veniva utilizzato per la tenesza, per il campo di necessario di vita, quindi molto lontani dall'attuale utilizzo. Poi cominciamo con l'offerta secondo diciamo, i piani annunciati, quindi vedete che l'offerta è più elevata rispetto alla striscia rossa. E poi vediamo una banda che ci fa vedere di quanto litio avremo bisogno nel prossimo futuro se passiamo alle macchine elettriche. Quindi già che parliamo di litio, vi dirò qualche cosa in più sul litio, perché chiaramente si sta facendo riferimento al sistema periodico. Potremmo parlare di ciascun elemento e vedere quali sono le necessità che abbiamo in ciascun elemento e quali sono le problematiche che ha ciascun elemento. Chiaramente non si riesce in questa situazione di tutto ciò. Quindi ho fatto una scelta, ho preso 4 elementi di tutto il gruppo e per cercare di evidenziare alcuni di questi problemi che poi possono trasferire evidentemente verso altri elementi di cui non parleremo più. Tanto il litio è l'elemento più leggero, non è l'elemento più leggero, è l'elemento più leggero dell'idrogeno, ma è l'elemento litio. Allora, parlo d'argento, si ossida, si non anche, tutte cose queste che anche i hanno sanno evidentemente, però guardate, è un elemento relativamente scarso, non è scarsissimo, però è relativamente scarso. Se si fosse in abbondanza, circa 20 milligrammi per chilogrammo. E
non è pochissimo, perché facciamo sempre di perché parlando, facciamo tanto, tanto, perché devi tanto così di modo per parlare di litio? Ma perché sono le cosiddette batterie litio, il cui vero nome in realtà è accumulatore di ioni di litio, che sono facilmente ricaricabili e tanto per la apertura non si hanno permesso al mondo di diventare ricaricabili essenzialmente. È la batteria più diffusa in assoluto attualmente, però vediamo le problematiche che sono legate proprio alla questione del litio. Allora, dove si trova? Come si ottiene? Allora, si trova, ci sono due metodi generali per preparare. Viene utilizzato il primo, quello che viene prodotto da salata, viene molto ricche di sali, e nell'evaporazione si ottengono i sali di litio, di litio da cui poi avviene la riduzione propria. C'è un secondo metodo, il secondo metodo è l'estrazione dall'olio silicano, ma tutti i processi di ritrovo devono essere specificati sono energivori, quindi meglio da questo punto di vista pensare a curare. Sembra che è una cosa fattibile, ma vediamo di stare bene le cose. Tanto il litio è concentrato in poche zone della Terra. Ce n'è anche in Ucraina, ce n'è anche in Ucraina attualmente, e ce n'è il famoso submarino di assestamento, c'è comunque per lasciamo stare il discorso europeo. Vediamo dove è attualmente. Attualmente viene estratto da situazioni molto aride, dai salari che ci sono nell'America Latina, quindi parte del Cile, parte del Cile, Bolivia, in queste zone, quindi il salario attaccato, il salario con il guerra, dice tutto, che cosa deve essere quel posto lì, viene estratto con l'artiglieria di come in questa e sempre prevede una tipologia da un processo di attuale, una sostanza attuale. Ci vuole l'acqua per poter produrre tonnellate di litio. 1800 metri cubi di acqua in zona deserta, come quella dei Salai che dicevo. Quindi c'è uno scompenso idrico, anche se infatti lo scompenso idrico rimane, provocando problemi come questa estrattiva sulle popolazioni residenti, che già nel passato hanno qualche maniera cercato di manifestare contro questo fatto, sicuramente va a impattarne in maniera forte. Comunque la parte economica di questo processo e la parte economica che ci ho capito fa sì che venga chiamato roviano, perché questo la dice tutta, perché dopo l'acqua, dopo il petrolio, roviano, appunto. Inoltre c'è il CO2, quindi ci sono varie problematiche di tipo ambientale che in qualche maniera collegate anche al fatto che non è estremamente abbondante, possono portare a un ripensamento. Attualmente, però, ripeto, è sicuramente la più utilizzata. Dicevo perché utilizzato aggiungo una serie così di informazioni. Tanto c'è stato un premio Nobel sulle batterie di litio, per chi nel 2019, per lo sviluppo di batterie di litio. Sono stati 3 scienziati che hanno ricevuto questo premio Nobel. Io ho scritto un pochino di storia di questo, la slide, essenzialmente, forse vi ricordate, le batterie antiche esplodevano, inizialmente c'erano problemi di questo tipo qua, ma questo si stava più metallico. Diciamo il passaggio è stato fatto verso commercializzazione. Grazie al 1985 la fila Yoshino, e anziché usare il litio metallico, ha usato il litio rendendo quindi le batterie assolutamente più sicure. Certamente se uno fa un confronto tra un accumulatore tradizionale e con accumulatore a base di litio, si accorge che quel litio vince, non c'è assolutamente dubbio, anche se qualche svantaggio ce l'ha, un costo elevato all'impatto ambientale di cui stiamo dicendo. Allora ci si può chiedere, possiamo superare questo problema?
cercando forse dei sostituti. Quali saranno i sostituti che possiamo utilizzare? Tanto di questo è un metodo di gruppo di diocesi. Lasciamo stare gli ultimi che sono prossimi, alternativi e quant'altro. Con Dio c'è storia. Storia ne abbiamo quantità immense e quindi forse si scopre che il sodio può sostituire i litio in questo tipo di batterie. Ma io sembra complicato. Quindi sono guardato un po' di letteratura. La chimica che sta alla base delle batterie a litio è differente da quella che sta alla base delle batterie sodio, le dimensioni sono molto diverse. Comunque, sapete, proprio ottobre 2022, siamo questo mese qua, sul giornale è uscita fuori una notizia in cui produzione in massa di batterie al sodio con tecnologianato con un accordo per l'impianto che deve essere una linea produttiva dovrebbe essere fatta in cinecoppia a 10. Potrebbe essere una buona alternativa, non ho la minima idea se può veramente sostituire o meno il litio, anche se evidentemente se c'è già un accordo commerciale, un accordo industriale, un accordo commerciale, è possibile che possa funzionare. Poi c'è il grafene, si parla anche del grafene. Il grafene sembra che possa sostituire tutto. Il grafene è fatto zero, potremmo dire così. Il grafene è inietato con un foglio di grafite con le maglie esagonali, sottilissimo, che sembra faccia cose meravigliose. Non lo so, lo dico sinceramente, in questo caso se può funzionare, però viene considerato un possibile sostituto, diciamo così. Ho messo l'Indio. L'Indio è un elemento particolare, un po' strano, cioè non propriamente l'Indio se ne parla. L'Indio fa parte del gruppo 13 saternionico, poi l'Indio si è l'Indio subito solito. Allora, è un metallo che estremamente tenero. Se voi avete una parretta di indio, avete un coltello, riuscite a tagliarlo con un coltello con una salsiccia molto bene. È bianco argenteo, tende a ossidarsi leggermente, però è estremamente raro. Guardate lì, 0,1, 0,2 parti per milione. E allora, come lo troviamo anche in questo caso? Lo troviamo, guardate le quantità. Normalmente viene dalle schifи di lavorazione di altre produzioni, non viene estratto perché è poco diciamo, abbondante. Guardate quanto ne è stato prodotto nel 2016. 650 tonnellate, poco, no? Sembra sufficiente per gli usi che se ne fa, però abbastanza poco e riflette questo il fatto che ce n'è poco di questo indio. Si pensa che le risorse siano soltanto 16.000 tonnellate, di cui soltanto 11.000 che siano recuperabili, quindi decisamente non è fatto male. Allora, ma cosa serve? Perché utilizziamo più l'Indio? E l'Indio, guardate qua, serve per fare i flussi di conduttori, essenzialmente, oppure i sottili dei nostri, diciamo, schermi piatti. E perché essenzialmente si utilizza l'ossido di indio e stagno, ossido di indio drogato stagno, 90% di ossido di indio, 12% di ossido di stagno, e serve per gli Stati Uniti. Quindi tutte le nostre case, assolutamente, anche se non lo sappiamo. Anche qua si cerca di sostituirli. Guardate, ho detto si chiama ITO, Indium Tin Oxide, e grafene, nanotubbi di carbonio, dei conduttivi. C'è una ricerca molto approfondita evidentemente in questo campo per una problematica che per ora si può superare, però prende le quantità che vi ho detto, potrebbe dare qualche problema. Ne parlerò ancora di due elementi, poi passiamo all'altro. Allora del cobalto, che potrete preparare, non si può non vada più. Allora, cobalto, 29 parti per milione. Evidentemente elemento per abbondanza. Non è, insomma, ce n'è, anche se non tantissimo, però il cobalto ha delle altre problematiche che adesso vediamo se riesco a mettere in evidenza. Intanto
I sali di cobalto sono noti fin dall'antichità, perché il cobalto è quello che partecipano agli smalti, ai vetri, ai pigmenti e quant'altro. Quindi noto, anche se non noto come cobalto, come elemento cobalto. Interessante il nome cobalto, perché arriva, come vedete, dall'antico tedesco che vuol dire cobalt. Cobalt vuol dire nanerotto, o vuol dire elfo, o qualcosa del genere, perché i minatori che cercavano altri metalli, per esempio il rame o il nichel, si trovano con questo minerale qui, a base di cobalto che non lo conoscevano. E quindi pensavano che ci fosse qualche nanerotto, qualche elfo, qualche folletto, che facesse una magia e trasformasse il palo utile che gli serviva in questo cobalto, che sembravano non sapevano nulla. Quindi d'accordo. A parte questa è una piccola storiella, guardate, normalmente viene ottenuto dalla cobaltite, viene ottenuto come sottoprodotto di altri minerali e viene utilizzato a parte nelle cosiddette superleghe, ma normalmente guardate l'indicato di quelle batterie ossido di litio e cobalto, quindi veramente siamo sulle energie alternative di necessità di questo. Dobbiamo vedere davanti, guardate il grafico. Cobalto ho detto che non è sementario, però se guardate quella torta, quel grafico a torta, vedete la parte rossa si riferisce all'estrazione in Congo, cioè praticamente il 50% del cobalto proviene dal Congo, con tutto quello che ne deriva. E io ho cercato di mettere in evidenza due fotografie. Due fotografie che indicano le condizioni drammatiche a più poco in cui si lavorano in certi tipi di miniere dove evidentemente tanto rispetto a quelli romani non c'è, compreso per il lavoro libero. Infatti viene chiamato cobalto, viene chiamato anche metalli, fa parte così di metalli dei conflitti, perché la parte meridionale del Congo è ricca non soltanto di cobalto, ma anche di coltan. Il coltan è niobio e tantalio. Perché coltan? Perché il niobio è chiamato anche columbio, il columbio, tanto e tantalio. Quindi niobio, tantalio e cobalto tutti necessari per la nostra vita, diciamo tecnologica. Quindi abbiamo condizioni estreme di minazione, sfruttamento del lavoro minorile, oltretutto questo è importante, una buona parte, fino al 30% della produzione del cobalto deriva da estrazioni su piccola scala a livello artigianale, dove chiaramente le condizioni di lavoro sono spaventose. Si vede, non vedete laggiù, non c'è uno che in quel punto là che sta cercando di estrarre parte del cobalto. E anche per questo vengono utilizzati bambini e finalmente arriviamo all'ultimo gruppo di cui ti parlo, che è la famiglia del terrari. Io ho un affetto particolare per il terrario, ve lo dico subito, anche perché da tutta la mia vita scientifica, presso l'Istituto di Chimica Generale, con il Dipartimento di Chimica, si è centrato sullo studio del terrario. Quindi lasciatemi parlare del terrario. Allora, terrario cosa sono? Tanto un gruppo di eventi, e come dicevo anche a lezione, dove il terrario sforniamo, perché c'è qualche studente mio qua, dicevo sempre non sono le terre neanche rare, quindi non sto tutto italiano. Cosa vuol dire questo? Non sono terre perché terra è la vecchia denominazione degli ossidi, gli ossidi sono chiamati terre. In realtà le terre rare sono tali, non sono ossidi. Le rare non sono mai sono rare, ma non così tante rame. Il cerchio, per esempio, c'è scritto lì, è diciamo 25 elementi, 68 parti per milione, le rame è 60 per milione. Per esempio, certamente alcune terre rare sono più rare, ad esempio l'Europa, l'Ullio, ce n'è qualcuna più rara, ma normalmente non sono così rare. Con una curiosità, dico, visto che ci ho lavorato tanto. Quanti sono? Sono 17 elementi, sono il gruppo dei randanti che più stanno dentro. Se io dico delle terre rare, in ogni caso sono riportati lì, ma dico sono alcuni, itrio, terbio, notate che sono possibili da un certo punto di vista. Perché? La
voi, vi ho portato, che è un paesino, diciamo, della Svezia, no, della Svezia, dove per cui sono stati fatti le stazioni e quindi riconoscimenti di questi elementi. Cosa dobbiamo dire su questi elementi? Tanto che sono attualmente definiti anche i semi della tecnologia, per come sono utilizzati. Dicevo che non sono rari, ma un altro problema ce l'hanno. E qual è questo altro problema? Il fatto che sono difficili da separare l'una dall'altro. Ma questo deriva dalla loro configurazione elettronica, dal fatto che il passaggio da un elemento nucleare successivo a un elettrometro interno, le proprietà chimiche sono identiche, non riusciamo a separarle per diciamo, separazione chimica, dobbiamo fare separazione tipo fisico o altro tipo. Per cui la difficoltà estrema di separazione sicuramente nel passato, veramente con le teorie attuali molto più semplici, comunque non sono diciamo, facilissimi da questo punto di vista. Quindi non sono rari, ma difficili da separare. Abbiamo trovato qualche dubbio su questo. Allora, perché sono così importanti attualmente anche i giornali quotidiani parlano spesso di queste camerate? Stanno nei presolini, stanno in tutte, diciamo, stanno nelle paleolitiche, stanno nei manetti, stanno per tantissimi cose. Infatti guardate lì, ci sono le terrenate, le vedete, e vedete i campi in cui sono applicate la fucinazione di sono più bassi, per di questo. E sono fatti dei ricaricabili, comodi, vedete, con i come di tutti ne hanno elettrici, fossili, MSP, e catalizzatori, ne hanno metta, per cui sono diciamo, fondamentali. Vuol dire che la nostra diciamo, evoluzione tecnologica, senza gli elementi di cui sto parlando adesso, probabilmente, non so, avere qualche problemino a uccidere. Allora, sono le parole dell'Espresso del 2018. Oggi è quasi impossibile che un qualunque componente con un certo punto tecnologico non abbia tra i suoi costituenti una crescita di terremati. Grosso modo, tra lo 0,1 e il 5% di peso. Allora, guardiamo quei due grafici che sono descritti. Da qui si capisce perché abbiamo avuto una crisi cosiddetta per terremati. Tanto che le terremati si trovano in Cina, va bene, lo si trova. Però, cos'è, 44.000, non mi ricordo qual il permesso che si con 120.000 poi ci sono tanti altri paesi che possono essere interrelati in Brasile, in Australia, negli Stati Uniti, addirittura c'è le pane rocciose e quant'altro, e quindi la Cina è un grosso produttore, che ho fatto vedere all'inizio la miniera di Raiomo, però ci sono anche altri paesi. Poi guardiamo invece il grafico da questa parte, cosa guardiamo? I maggiori produttori di terra rare, dopo la miera, c'è la Cina, non c'è altro che questo. Perché non solo, quindi c'è questa estrazione, ma c'è tutta la lavorazione di vita. Quindi noi portiamo dal prodotto con la nostra tecnologia che è stata lavorata in Cina, per esempio in portare il prodotto e tutto il. Quindi è un leader mondiale, non c'è dell'estrazione, che di per sé hanno problemi di diventare nuovi da questo punto di vista, ma diciamo quindi produzione, estrazione e raffinazione ottiene monopolio, ottiene anche monopolio della manifattura poi e quindi dei prodotti tecnologici che ne utilizzano. A questo punto vale la pena di ragionare su questo fatto qua. Allora, ho segnato quali sono le materie prime critiche. Diciamo che la Conta Europea ha stilato dal 2011 così delle liste di materiali, in generale materiali, spesso sono elementi, ma sono anche materiali, che sono critici per la tecnologia e per lo sviluppo tecnologico diciamo, dell'Europa. Ricordiamo che l'Europa non ha diciamo, una situazione migliorare, devo dire così, attuale,
che dovrebbero avere altri tipi di paesi, cioè dovuto avere comunque torniamo un attimo qua. Critical raw materials sono quindi dei materiali necessari per le tecnologie, per le nuove tecnologie. Allora, è stato fatto la prima lista nel 2011 e ce ne erano 14 di questi materiali. Siamo nel 2020, la lista è cresciuta e abbiamo 30 di questi materiali critici. Cosa troviamo in questi materiali critici? Quelli che vedete, il cobalto, perché la prima produzione del Congo avviene la rivoluzione in Congo come avvenuta nel 1970, penso, quando si è Katanga, allagavano loro le mine di cobalto e il risultato di un cobalto. Oppure terra pesante, terra leggera, cosa si intende? Le rare sono divise in due gruppi, normalmente non si sempre terre. L'Indio, di cui dicevo prima, il nicchio di cui dicevo prima, quindi le elementi di cui ho parlato fanno parte di questa lista che sono elementi critici. Quindi, cosa vuol dire critico di questa attenzione? Che sono necessari per il nostro sviluppo tecnologico, ma facilmente possono essere bloccati in importazione, dovuta a guerre, dovuta a situazioni economiche varie. E quindi l'Europa ci tiene informati su questo fatto qua. Credo che possiate fare qualcosa di più. Volevo fare un esempio di fatto di cosa questa problematica generale del consumo di risorse non è nulla per la non è negli anni 2000, ma nasce da un po' più dietro nel tempo. Siamo nel 1970, da Roma c'è e che commissiona all'NIT un rapporto sulle risorse, diciamo così. E un libro famosissimo, che sui limiti dello sviluppo, che faceva un'analisi basata sulla crescita esponenziale della popolazione mondiale, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, della produzione alimentare, del consumo di risorse, faceva un'analisi che faceva vedere come le risorse di questa a disposizione sono limitate. Torniamo al titolo di questa relazione. Questo, diciamo, lo sviluppo del 1972, ma poi, negli anni 2000, 30 anni dopo, è stato, diciamo, pubblicato un update che riprende in pratica il discorso dello sviluppo. È interessante questo update perché riferiamoci a quella banda che vedete verticale e vedete che ci sono le curve, diciamo, messe a punto negli anni 70, quindi siamo 50 anni fa, ma sovrapposte le curve ricalcolate nel 2004. Il fatto gente che ce l'hanno accettato abbastanza, pur veramente condividibili, che possono avere le politiche, possono essere fatte. Quindi è stato, diciamo, importantissimo riuscire a capire che noi avevamo qualcosa che non poteva andare all'infinito, ma che ha un limite, quindi dopo che abbiamo consumato questo limite, ricordiamoci che noi viviamo su quella che dobbiamo chiamare l'astronave terra, non usiamo il professore fortunato, e che non abbiamo personale vicine, ma abbiamo delle vicine. Quindi abbiamo forse bisogno di nuove risorse, quali sono le alternative che possono avere a questa situazione che vi sto descrivendo? La prima cosa che potete vedere in mente è facciamo una costruzione di veramente, ma da si vede vagamente. Però c'è qualche problema, c'è in questo caso, solamente posso elevare, e più di vulnerabilità ambientale, ormai le popolazioni sono coscienti del discorso ambientale. E poi l'accettazione da parte dei residenti. Poi sapete come funziona il famoso inglese, no? Prima il background degli altri, dall'altra parte non nel giardino. Quindi questo va in generale, siamo tante volte in notte di fare sì. Quindi vale anche questo punto qua. E vi ho fatto un esempio tra la Groenlandia. La Groenlandia, tanto torniamo a me con il discorso che era stato servizzato stamattina. Si fanno finire i ghiacci,
ha fatto vedere questa mattina quanto stanno sciogliendo i ghiacci in Groenlandia. E sciogliendo i ghiacci, oltre ad aver impatto sul movimento del ghiaccio sul movimento del livello, sul fatto che doveva andare importante sul corrente oceanico, sulla possibilità e quant'altro, promettono appunto dei nuovi, diciamo, terreni, territori. E questi territori, nel caso del Groenlandia, possono essere effettivi, assolutamente. Ad esempio, vari si possono sconoscere è c'è un senso giacimento di vari più importanti nel mondo. Qui si può avere un discorso su quando vanno usare non usare, questo non importa, non importa che è una risorsa, ma non solo, è anche una risorsa di terra rara. Ma cosa ha fatto i groenlandesi o come si chiamano? E il Parlamento della Groenlandia nel 2021, quindi estremamente recente, ha approvato una legge che blocca sì gli abitanti della zona per questo avvio di pesca nel senso di sussidi per la camminata, piuttosto di avere tutti i soldi che possono derivare dallo sfruttamento minerario, perché questo dovrebbe impattare in maniera fortissima su loro in modo abituale. Quindi non è facile, non è modo lo specialista. Allora così ci allarghiamo un po', proviamo a tirare lì. Sicuramente la nuova ricerca della frontiera mineraria, deep sea mining, e abbiamo i moduli, abbiamo i sulfuri polimetallici, abbiamo le coste ricche del cobalto e probabilmente le risorse minerarie che potrebbero dare un po' questi elementi che abbiamo avuto visione sono anche importanti. Ma pensate che cosa vuol dire questo? L'impatto ambientale su, diciamo, questi habitat ecosistemi assolutamente importantissimo che vanno a modificare ulteriormente situazioni già molto indietro. Ho messo qualcosa, poi ci sono i nodi di manganese, ci sono tanti di nodi di manganese, quest'anno grosso modo, vi ricordate che antica dove ci sono i semi rossi, no? Questi sono ricchi in manganese, ma non solo manganese, ma anche altri ferro e altri elementi. Quindi sicuramente dal punto di vista diciamo, di risorse sono una risorsa. Però ci sia un problema economico e ci vogliono incredibili. Io ho trovato questa slide che fa vedere un uomo, la macchina che deve lavorare su fondali, lassù, la ballerina guardate che dimensioni ha, cerca di per andare a ottenere queste risorse e poi il problema ambientale ecologico che interessa solamente il nostro. Allora ci possiamo allargare un po' e quindi vedere se si può fare qualcos'altro. Beh, i minatori non sto scherzando, ecco, i minatori però una certa. Guardate che cosa ha detto Jim Bridenstine, amministratore dell'Agenzia Spaziale. È arrivato il momento di stabilire delle regole per estrarre e commerciare risorse. La NASA cerca addirittura delle compagnie minerali con mezzi tecnologici atti a poter scalare sulla Luna. E l'ho messa così un po' fantascientifico, evidentemente passeranno queste fatte, però di qualcuno passa anche questo. Come passa anche questo? Stazione mineraria su asteroidi. Gli asteroidi, la linea asteroidi, e sono anni, quindi c'è un asteroide, ce lo portiamo a casa, per esempio l'asteroide lì, una sticolatica, e si vede che il cobalto, metalli del tipo verticale, quindi metalli preziosi, quantità enorme, superiore a quello nostro. Ce ne dare un nastro che parte, non so, la gancia, adesso ho messo così tanto. E allora, essenzialmente, che soluzione abbiamo tutta questa problematica che è stata sussurrata, ecco, sussurrata. Allora,
sicuramente dei prodotti e quindi si andava in direzione che abbiamo discusso prima, no? Con prodotti alla vita, per il consumo certo, tuttavia, e poi c'è anche il delle città di recuperare. Allora, prodotti con pieno di vita maggiore, quindi non programmati per non succedere più dopo 3 anni, per esempio. Oppure riciclare, utilizzare, usare in un modo efficiente. Quindi c'è questa nostra volontà in tutto questo. Si può cercare di sostituire, se per esempio abbiamo visto come il litio, se al litio supponiamo il sodio, stiamo sostituendo con qualche cosa che è meno raro e forse meno impattante dal punto di vista, diciamo, e poi, ultimo, migliore utilizzo e gestione gratuita. Ripeto, si aggancia a quello che ho detto prima, perché cosa vuol dire? Che dobbiamo consumare meno, essenzialmente come dire questo, ma consumare meno non è facile, perché come esempio uno come proprio giardinetto, lo dicevo anche prima, e quindi non sempre il comportamento umano può essere d'accordo con questo tipo di soluzione, che sicuramente è la soluzione migliore, di questo non lo dubbi, però forse deve passare ancora a questi punti prima che possiamo accettare questo. Ho scritto questo, gettando via gli elementi del sistema periodico. Quindi rientriamo nel discorso dell'economia circolare, di cui si è ampiamente parlato oggi. Anche perché, come sono partita dall'inizio dicendo che abbiamo a che fare con il sistema periodico, elementi circa il 90-95, quelli che possiamo utilizzare, il 80% di questi sono riciclati. I metani si possono riciclare, per esempio. Quindi, non è rinnovabile, ci sono detto in diversi modi. Però sono, diciamo, si può riciclare le rame, per esempio, può essere riciclato in delle volte, ma non solo questo. Quindi ricicliamo i metalli, anche perché in questa maniera qua abbiamo anche un guadagno energetico, un minor consumo energetico, perché piuttosto che partire dal minerale, dell'elemento, tanto già pronto, noi parliamo dall'elemento, quindi evitiamo il processo metallurgico precedente. E attualmente un certo numero di medicinali, ma questo per la dovrebbe essere di favorita. E poi l'ultima slide, con le cosiddette miniere urbane, che quelli che sono i RAI. Le RAI sono rifiuti da apparecchiature elettriche elettroniche che sono rifiuti da rare, metalli preziosi. Le miniere urbane, ci sono tantissime miniere urbane, veramente tante. Lo so che all'anno lavorano duramente in questa direzione, quindi sono rifiutazione globale, sono milioni di unità, certamente bisogna dismantellare diciamo, la situazione non è per niente facile, perché se noi torniamo al telefonino di cui vi ho detto precedentemente, sta diventando una mano sotto la precedente elemento, potete immaginare le qualità di questi elementi, quindi c'è il base, c'è fondamentalmente questo. Ma c'è anche fare, per esempio, con una turbina, magari niente, a questo punto la posso trasferire digitale. Guardate cosa è stato generato nel 2019, 53,6 milioni di tonnellate di ramoni, tanto per chiudere in bellezza degli smartphone, mi piacciono tanto, quindi sono costituito media di 21 mesi, forse che potrebbe portarmi via. E con ciò io ho terminato la mia relazione, vi ringrazio per aver c'è stata estremamente chiara la problematica che hanno questi elementi fisici, che ripeto, sono la risorsa non rinnovabile, portando il tempo a suonare per questa non c'è altro. Grazie Adriano per questa coinvolgente relazione. Ti lascio ricordare un attimo sempre iniziato, direi che concludiamo la giornata, direi che almeno abbiamo visto una serie di conferenze decisamente interessanti che hanno dato degli spunti, delle
e delle informazioni che forse a molti di noi non erano note. Ringrazio tutti i relatori a nome dell'Accademia di Scienze e Lettere. Vi do appuntamento alla prossime conferenze, che la prossima sarà il 27 ottobre qui all'Accademia, lavorando qui della ERT sull'energia eolica e fotovoltaica. Comunque sul programma trovate tutto il calendario delle conferenze. Vi ricordo che la tavola rotonda del 25 marzo, la pomeriggio, il 25 novembre, si dovrà vedere alla sala del Consiglio della Camera di Commercio, è chiesta la prenotazione. Sono dei posti, quindi dovete mandare la vostra prenotazione alla segreteria della Camera. Grazie per la vostra partecipazione, grazie a tutti e buonasera.